Il Rotary è onorato di inaugurare questo progetto dove il distretto ha messo una sua parte ritenendolo fondamentale. Io amo la Sicilia, amo il Rotary e quindi credo che piccoli gesti importanti come questo possono servire alle collettività locali, ma possono servire anche a far capire come noi siamo impegnati per la difesa dell'ambiente, per la tutela di tutto quelle che sono le nostre bellezze archeologiche. Noi siamo un museo a cielo aperto e siamo qui per valorizzare tutto quello che noi abbiamo. Il miele servirà anche alla Caritas e quindi anche questo è un connubio importante che noi oggi celebreremo. La Valle dei Templi non è soltanto museo, non è soltanto templi, ma è anche tanto altro. Assolutamente sì, questo peraltro è un parco archeologico e paesaggistico, è il primo parco paesaggistico attivo che c'è in Sicilia. Noi stiamo lavorando tanto sia sul paesaggio sia sulla implementazione della biodiversità interna del parco stesso. Abbiamo approntato e ottenuto il finanziamento PSR per 2 campi collezione della biodiversità coltivata, quindi lavoreremo da qui ai prossimi 2 anni con la collaborazione dell'Università di Palermo e con la collaborazione dell'Orto Botanico con cui stiamo approntando delle convenzioni e attiveremo questi giardini collezione della biodiversità coltivata, quindi la buona parte di varietà antiche di mandorle, pistacchi, frutti minori, agrumi e vite saranno raccolte dai siti di eccellenza siciliani e messe a disposizione del pubblico. Anche la conservazione dei semi antichi, dei grani e dei legumi. Tutto questo rientra in ogni possibile progetto, anche quello dello sviluppo dell'attività apistica. Una collaborazione importante è quella con il Rotary. Oggi appunto parliamo di produzione di miele all'interno della Valle dei Templi. Sì, noi siamo molto grati alla sensibilità dimostrata dal Rotary nei confronti di questa tematica, che è una tematica a 360 gradi che riguarda vari ambiti, quindi la tutela dell'ambiente, la tutela di una biodiversità, ma anche l'impatto sociale con l'inclusione di persone in condizioni di svantaggio. L'elemento che io vorrei sottolineare di importanza è che noi 8 anni fa abbiamo riportato questa penera siciliana all'interno della Valle dei Templi, da cui mancava da oltre 50 anni, non veniva più allevata. Abbiamo fatto un lavoro molto difficoltoso perché mantenere il patrimonio genetico intatto è estremamente complicato. Questo apporto che dà il Rotary consente di inserire nuovo materiale genetico di questa biodiversità e quindi cercare di rendere l'areale più predisposto a far sì che quest'ape possa crescere, riprodursi e mantenersi pura e quindi di fatto a salvarsi, perché era un'ape, come dicevo, che stava scomparendo dal nostro territorio.